Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi l'ospite, insomma, è fresco vincitore del Globo d'Oro per la migliore colonna sonora di un film, Picciridda, tratto dall'omonimo romanzo di Catena Fiorello. Sto parlando di Pericle Odierna. Pericle Odierna è un grandissimo musicista, adesso ce ne parlerà più diffusamente il buon Massimo Privitera con annessa maglietta colonne sonore che potete vedere. Allora Massimo, parliamo un po' di Pericle. Io me lo ricordo come collaboratore di Sabio Riccardi, quindi nell'ambito della musica per immagini, insomma, è già da parecchio che ci vive e scrive. Allora, come hai ben detto tu, è un compositore importante, è un compositore eclettico, perché la sua musicalità sonda la vena classica che è insita in lui con anche sonorità elettroniche, creando dei veri moderni quadri sonori tardo-romantici, come li ho chiamati in una famosa mia vecchia intervista su colonnesonore.net. È nato in Gran Bretagna nel 65 in un posto che si chiama St. Albans o Albans nell'Hertfordshire e si è diplomato invece al Conservatorio di Musica di Stato di Salerno. È un polistrumentista eccezionale, suona di tutte e di più e ha collaborato anche con Noah, con Michael Brecker, Peppe Barra, Cristicchi, Bonocore, Rocco Papaleo, Rita Marco Tulli, con tantissimi autori non solo prettamente cinematografici o televisivi. Però effettivamente con Picciridda si è guadagnato strameritatamente questo premio, il Globo d'Oro. Questa storia, opera prima tratta dal libro di Catena Fiorello, che è la sorella di Beppe e di Rosario Fiorello. E opera prima di Paolo Licata. Picciridda vuol dire, nella mia lingua mace, vuol dire bambina. È un film delizioso, veramente con delle immagini stupende, delicate. È stata premiata la sceneggiatura al Taormina Film Festival ed è veramente un film che vi consiglio di andare a vedere. Peraltro, essendo un'opera prima, merita ancora di più il plauso, voglio dire. Tra l'altro purtroppo è stata bloccata, cioè è uscita al cinema, poi il lockdown ha bloccato il suo viaggio. Quindi ascoltiamo Pericle perché ne ha da raccontarci, da dirne, ed è un attore da scoprire veramente. E quando Max dice ascoltarlo veramente, non solo le sue parole, ci ha dato dei contributi splendidi, perché ripeto, come ha ricordato Massimo, non è solo un grande compositore, è un grandissimo strumentista, conoscitore di strumenti etnici, tradizionali. Vediamoci quindi e sentiamoci Pericle Odierna. Ciao Massimo! Allora, abbiamo voluto fare benvenuti su Soundtrack City. Oggi probabilmente il caldo ci ha dato un po' la testa, ma anche la gioia di vedere Pericle Odierna, il nostro ospite di oggi, con in mano il suo trofeo, direi, no? Faccelo rivedere ancora una volta, eccolo lì, il Globo d'Oro. Complimenti Pericle, complimenti. Complimenti. Premio meritatissimo. È anche molto pesante. No, ma come dicevamo prima fuori onda, è bello a vedersi, è veramente un bello veramente un bell'oggetto. Guarda lì, proprio bello. Grazie Pericle di questa intervista, insomma, perché ci fa piacere soprattutto che avviene appunto subito dopo questa tua vittoria. Grazie a te Marco, grazie Massimo, grazie Marco. Di cosa parliamo? Parliamo di quel CD che c'hai nascosto lì, fallo vedere, dai. Fallo vedere il CD. Allora, tu mi stai parlando di me? No, adesso prima devo fare un paio di domande. Prima del CD, buono. Scartiamo piano piano, Pericle Odierna, lo scartiamo piano piano. Allora, scartiamo. Ma io ho tantissime cose da chiedere a Pericle. La domanda classica che faccio a tutti è: come ti sei avvicinato alla musica? Parlo proprio da ragazzo, da ragazzino. Sono quelle... Quante ore abbiamo a disposizione? No, purtroppo anche poche. Va bene. Allora, guarda, è stato casuale, anche se io non credo al caso, non esiste caso.
però singolare quantomeno. Io sono nato in Inghilterra e vissuto lì per un po' di anni da bambino. Quando i miei genitori sono rientrati in Italia, ed esattamente a Sarno, un paesino in provincia di Salerno, io mi sono, come dire, scontrato con una realtà che ignoravo completamente, ma soprattutto parlo di lingua, dove ovviamente si parlava un italiano, ma si parlava molto un dialetto sarnese che è un napoletano molto strano. A quanti anni sei tornato? A quanti anni sei tornato? Più o meno, credo 8 anni, 7, 8, Ok. 8 anni, sì. Okay. E quindi mi trovo immerso in una come dire, io non conoscevo una parola di italiano, i miei non parlavano in italiano con me e i miei fratelli, per cui ho avuto grandi difficoltà, soprattutto come dire, a passare dai cornflakes Weetabix alla zuppa di latte con il pane raffermo che mi proponeva mia nonna. Quindi una sorta di, ho dovuto in qualche modo esorcizzare questo incontro-scontro. Sì. E per un po' di tempo addirittura mi ero chiuso in una sorta di silenzio, rifiutavo un po' questa nuova condizione. Poi ho iniziato lentamente a integrarmi. Mio padre, come dire, per premiare questo mio grande sforzo, mi portò in uno dei grossi centri mercato che esistevano allora, non so se si può dire il nome, Sì. la Standa. La Standa, che non c'è più peraltro. Non c'è più. Non c'è più. No. Perché era l'unico posto dove c'era un reparto giocattoli abbastanza nutrito, importante, perché voleva comprarmi, non so se vi ricordate, la pista 8 con le macchinine, con le due macchine, la Policar, che era ambita da tutti i ragazzini, no? Fantastico. E quindi per me dice, vabbè, ti compro questa pista. Entriamo nel reparto giocattoli e in alto sulla mia sinistra vedo un flauto di plastica di quelli brutti, quelli che si usano nella scuola media, no? Però ancora più brutto. Era una cosa, costava, me lo ricordo, 1200 lire, mentre la pista 36.000 lire. Certo. Allora mio padre mi fa, beh, ma che fai questo coso? Io mi fermo lì e dico, ma io voglio questo qua. Ma come vuoi questo? Sì, voglio questo coso. Non sapevo manco che era un flauto. Voglio questo. Ma ovviamente c'è stato proprio uno scontro con mio padre fino a che mi ha comprato questo flauto. Mi ha comprato anche la pista, che ho però aperto un anno dopo, perché questo flauto mi ero messo lì a suonare. E loro, distrutti perché non ne potevano più, mi hanno portato in una scuola di musica e ha detto, per cortesia, prendetevi sto ragazzo e fatene quello che volete, perché non si può sopportare. Anche perché era il famoso flauto dolce, quello che il rovina orecchie per antonomasia di ogni insegnante di musica delle elementari. Vero, proprio così. E poi di là, vabbè, con la scuola mi hanno, dopo più o meno un mese, perché hanno visto che io ero uno che, come dire, ero lì tutti i giorni, non mancava una lezione. Cioè, ma ti andrebbe di suonare un clarinetto? Dico, boh, non so manco che cos'è il clarinetto. E quindi mi fecero vedere questo strumento che per me era, che ne so, la luce, no? Ho visto la luce, vedo questo clarinetto, sì, lo voglio, prendo questo clarinetto e da lì è partito tutto. Dal flauto dolce al clarinetto immagino che è proprio, cioè, sì, la magia proprio. Me lo ricordo, guarda, ancora oggi vivo quel momento emozionante. Senti, quindi tu sei un mix incredibile di ironia inglese, quasi surreale, e ironia campana più verace. Filosofia campana, che è una filosofia bellissima, perché io sono cresciuto con alcune, come dire, alcune condizioni proprio, che soprattutto quelle che mi raccontava mio nonno. Cioè, ogni impedimento è giovamento. Questa è proprio l'ironia napoletana, che si concentra in ogni impedimento è giovamento, non ti preoccupare. Q Black a midnight non può venire. Beh, è una bellissima filosofia questa. Meraviglioso, veramente. Quindi lui è passato dall'English breakfast al Terron breakfast, però prima di fare questo passaggio così drastico, quindi dai cornflakes al pane insuppato nel latte, cosa c'era vicino a casa tua, Pericle, in quel dell'Inghilterra? No, è dietro la mia scuola elementare. Dietro la scuola elementare. C'erano gli studi di Pinewood, che sono gli studi dove, tra l'altro, io sono stato con la scuola sul set di
2001 Odissea nello spazio. C'era una parte del set di 2001 Odissea nello spazio, e poi dove giravano tante cose, i Monty Python, 007, figurati. I Monty Pinewood Python. Studio. Senti, e che ascolti musicali da ragazzo frequentavi? Allora, io ascoltavo musica contemporanea. Da ragazzino, tu Da ascoltavi musica ragazzino, contemporanea? perché ero appassionato di Stravinsky prima di tutto. Io e mio fratello eravamo i due che in casa suonavamo, si diceva così, i famosi dischi. Io musica classica e jazz, e lui più sperimentale, pop anglosassone. E quindi mi ero appassionato proprio alla musica classica d'avanguardia. Fantastica questa E cosa. un'altra grande mia passione era il jazz. Prima il jazz tradizionale, quello di King Oliver, Louis Armstrong, quella genere, e poi mi sono, come dire, avvicinato al jazz più moderno con John Coltrane. E io i miei ascolti tra Stravinsky e Coltrane. Ok. Peraltro online io ogni tanto ho trovato delle performance di Pericle fantastiche, con qualsiasi strumento, ecco, diciamo Lui così. poi è un polistrumentista incredibile. Sì, ma questo abbiamo un contributo dopo da far vedere e sentire di Pericle su questo. Massimo, direi vai te con la prima domanda circa la sua filmografia. Partiamo dalla... Caspita, Pericle ha una filmografia abbastanza densa, dove tu hai sperimentato tantissimo, anche da polistrumentista quale sei. Infatti deduco che molte delle connessioni che tu hai fatto le hai fatte proprio da solo. Dice in bottega, no? Proprio in bottega. Proprio in bottega, in maniera artigianale, ma di quell'artigianato veramente con la maiuscola. Dall'altro io volevo chiederti, tu hai collaborato a 2 colonne sonore che in realtà poi le musiche sono state filmate anche da altri, cioè parlo di una piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo con le musiche della jazzista, visto che parlavi di jazz, Rita Marco Tulli, e poi anche Cose dell'altro mondo con la partitura di Simone Cristicchi. Com'è stato, diciamo, inglobarti o renderti partecipe comunque di 2 colonne sonore di 2 film molto particolari? Quindi come ti sei trovato in questo, visto che non è diciamo, come si può dire, il compositore principe della colonna sonora? Beh, allora, con Rocco, prima della colonna sonora, quindi prima del film, ho suonato un po' in giro, mi divertiva tanto Rocco. E con lui in teatro, lui ha sempre fatto una sorta di teatro canzone molto, molto interessante. Dopo una tournée con lui in vari teatri, lui mi chiede: ma vogliamo fare questa cosa? Io devo fare il film, una piccola impresa meridionale, e c'è Rita che farà la colonna sonora, però io devo inserire delle canzoni, ci sono delle canzoni all'interno del film, e le vediamo insieme. E di lì è partita questa sorta di collaborazione sulle canzoni. E invece con Cristicchi? Con Simone lo stesso, io sono stato spesso ospite di qualche suo concerto, siamo molto amici. Francesco Patierno, che era il regista di Cose dell'altro mondo, quando chiese a Simone la colonna sonora, lui subito mi chiamò e disse: Pericle, vediamoci, ti devo parlare di una cosa. Ovviamente Simone, venendo dal mondo della canzone, poi si è avvicinato anche al teatro, lo sappiamo bene, no? Però l'approccio su una colonna sonora sappiamo che è ben altra cosa. E insomma, mi ha chiesto: dai, facciamolo insieme, aiutami. Però lì siamo Simone, io e un altro bravissimo musicista che è Riccardo Corso. Quindi è stato anche bello, come dire, incontrare altre visioni, è sempre interessante. Senti Pericle, poi io so che tu hai collaborato, almeno agli inizi, con Savio Riccardi, no? Sì, assolutamente sì, benissimo. Io con Savio ho collaborato per un po' di anni, tante fiction anche molto importanti, da Elisa di Rivombrosa, Onore e Rispetto, Caterina e le sue figlie, insomma una serie di fiction. Anche quella è un'esperienza molto importante che mi ha, come dire, avvicinato ancora di più al mondo della colonna sonora, scendendo in campo direttamente, no? Perché non c'era tempo per una scuola. La scuola era: facciamo perché dobbiamo fare. Poi capirai, le serie televisive, immagino ancora con i ritmi quelli pesanti da serie televisive. Diciamo che mi appiglio a questa
un pensiero che mi è venuto mentre parlava Pericle. Io da sempre, quando ho recensito le sue colonne sonore, ho notato una cosa che non è di molti. Cioè Pericle ha una grande orecchiabilità, cioè lui riesce a rendere veramente fruibile fin da primo ascolto le sue musiche, le sue composizioni, però è di quell'ascolto che ti entra sotto pelle, cioè tu a poco che entri all'interno della colonna sonora, e parlo anche della Settima Onda o come Il Leone di Vetro o altre lavorazioni che tu hai fatto, cioè tu i temi li incominci a fruire e poi a farli tuoi dopo un tot. Ed è una cosa molto particolare, molto bella, perché ritrovo quasi un aspetto poetico a questo tuo modo di scrivere. Ti ritrovi in questa mia affermazione, forse un po' troppo azzardata, non lo so, un po' troppo metaforica? No, 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 mi ci ritrovo tanto, anzi, allora, apro una parentesi. Ho un grande rispetto del silenzio e ho una gran paura a infrangere il silenzio, no? Nel senso che quando inizio a scrivere o quando inizio a suonare soprattutto, chiedo sempre umilmente scusa perché sto rompendo una cosa troppo magica, quello è il silenzio. Lo faccio proprio come esercizio spirituale, no? Quotidiano. Cerco sempre di entrare in punta di piedi, quindi quello che mi dici mi rappresenta molto, perché probabilmente c'è questa, come dire, inconsciamente quando scrivo cerco sempre di entrare sottovoce. Mi piace molto, anzi, questa cosa, Massimo. Molto bella, infatti, molto profonda, peraltro. Sì, Mi sì, viene tra in l'altro io mente. ritorno a ribadire che questa colonna sonora è straordinaria, perché proprio quello che ho detto e quello che ha espresso Pericle qui è la summa. Poi credo che quello che diceva Pericle, la sua grande spiritualità, qui è palese. Senti, io invece proprio di questa settima onda che ho avuto modo di sentire, ho notato ad esempio che mentre su PC Read ne parleremo dopo, ma in ogni caso su PC Read è un lavoro molto acustico, non c'è assolutamente nulla di elettronico. Mentre in questo film, La settima onda, trovo delle cose molto interessanti, ma dove c'è un uso di loop, sequenze, soprattutto sul tema numero uno. Mi ricordi molto Mark Isham, John Vero? Hassel, mood musicali che attualmente non vengono molto frequentati Ecco. dalla musica applicata, e questo è un male secondo me. Volevo proprio farti i complimenti su questo, cioè nel senso credo che quel tuo jazzismo di cui parlavi esce fuori in questa colonna sonora, sbaglio? No, probabilmente, sì, è così, Marco, nel senso che ovviamente tu quando scrivi la musica del film lo sai bene, sei al servizio del film, Certo. dell'idea del regista, del produttore, e quindi va filtrato tutto, no? Quindi anche le mie grandi passioni vanno sempre filtrate, eh, però non bisogna rinunciare ovviamente alle grandi passioni. E Ecco, quindi ecco. la magia sta probabilmente proprio lì, nel saper trovare il veicolo giusto, quindi il suono giusto, magari la modalità giusta, ma per proporti le mie grandi passioni, no? E fartele arrivare come forse una cosa semplice e giusta per il film. Come dire, vista da qui è semplice, però ha ragione Pericle, cioè nel senso bisogna prima di tutto proporle le cose, se non le proponi ti autocensuri, non No, ti vedrebbero mai la spersonalizzi luce, poi. non vedrebbero mai la luce, insomma, quindi andiamo sul primo contributo, perché spesso quando noi intervistiamo i compositori di colonne sonore ci rendiamo conto che non tutti sono strumentisti. Nel caso di Pericle noi qui abbiamo davanti un valentissimo polistrumentista, per cui cioè io adoro tutto questo, perché secondo me un compositore che si mette in gioco come strumentista c'ha sempre quel qualche cosina, secondo me, In più. in più. Allora, io se non vi dispiace, per farvi capire, perché come diceva Frank Zappa, la famosa frase parlare di musica è come ballare di architettura, sentiamo un po' entriamo nello studio di Pericle e vediamoci questo primo suo contributo. Allora, Marco, voglio farti vedere alcuni strumenti che uso spesso nelle colonne sonore che scrivo. Ehm, Dunque, allora, vediamo un po'. Qui, vediamo se riesco a inquadrare bene. Ecco, qui abbiamo, vabbè, il classico di Duke, ma poi un Aulos, questo è un
una ricostruzione fedelissima dell'aulos etrusco, che risale a quasi 3000 anni fa come strumento. Ciaramella, vediamo un po', questa è la ciaramella. E poi ci sono degli strumenti molto particolari. Adesso andiamo nell'altra zona dello studio. Aspetta, ecco qua. Allora, questa vabbè è un po' la mia famiglia di strumenti a fiato. Ho un clarinetto, contrabbasso, trombe, sassofoni, soprano, contralto, tenore, clarinetto basso, clarinetto corno di bassetto, fagotto, flauto, un tarogato, strumento ungherese, clarinetto, poi un po' di ottoni, contrabbasso, strumenti etnici molto molto interessanti, un eru, vabbè, la lira calabrese, un kemençe. Sono tutti strumenti che in genere mi piace usare o quantomeno sperimentare nelle cose che vado a scrivere. Per Piccirida ho usato due strumenti molto particolari. Questo è un clarinetto turco-greco, un clarinetto in sol. Io lo trovo affascinante, ha un timbro molto profondo e questo lo rende caldo, espressivo, ma sa anche essere aggressivo, anche cattivo a volte. E lo uso in accoppiata a quest'altro strumento fantastico, ecco qua, che è uno shooter box. In genere lo shooter box viene suonato azionando il mantice e selezionando le note. Qui abbiamo i 12 semitoni, le note che si vogliono usare. In genere io lo uso con tonica e dominante per creare un bordone. Però poi, come dire, ho utilizzato un pedale che in origine era per il Charleston della batteria, in modo da essere libero con le mani e azionarlo con il piede mentre suono lo strumento. Ti faccio sentire qualcosa in accoppiata. Clarinetto turco in sol, greco, clarinetto greco-turco, e shooter box, che è uno strumento invece indiano. Vediamo un po', posiziono la camera. Ecco, mentre Pericle posiziona la sua camera, già secondo me basterebbe questo per far capire quello che dicevo prima, cioè essere uno strumentista ti dà la possibilità di sperimentare sui tuoi strumenti. Peraltro lui ha una potenza di fuoco, come hai potuto vedere, per quanto riguarda gli strumenti, esagerata. Io sono rimasto incantato. No, ma l'amore con cui spiega il discorso di abbinare lo shooter box per fare il bordone e suonare sopra il clarinetto basso, io che sono un percussionista, quindi multitasking di mio, lo ritengo di un poetico, perché a un altro compositore quel bordone lì l'avrebbe potuto fare tranquillamente da una loop station, ok? Ma invece farsi venire in mente un'idea del genere vuol dire lascia trapelare un amore per l'artigianato musicale che secondo me chi è strumentista conosce. Dico bene, Pericle? Benissimo. Quella vibrazione del mantice non è solo una vibrazione fisica, è qualcosa che va oltre, no? È un movimento che diventa empatico, nel senso quell'oscillazione diventa cinematica, quindi se tu entri in quell'oscillazione suoni in un altro modo, con una loop station non potresti. No. Questa tua predisposizione al polistrumentismo, come ti è venuta? Perché non vai per famiglie solo i fiati, vedo che c'è di tutto lì dentro. Allora, a parte un po' degli studi di composizione, io sono sempre stato convinto che per scrivere uno strumento lo devi conoscere anche un poco, ma lo devi conoscere, no? Non soltanto teoricamente, devi aver provato la sensazione che
che viene fuori quando lo suoni, la vibrazione che ha, e quindi quando scrivi per quello strumento scrivi per la vibrazione che può procurare quello strumento. Quindi nasce proprio da una volontà precisa, poi diventa invece una grande passione e diventa quasi maniacale la ricerca di tanti strumenti, una sorta veramente di patologia. E quindi dai miei strumenti a fiato sono passato, anzi dal clarinetto, perché io sono diplomato in clarinetto, quindi ai sassofoni, ai flauti, strumenti etnici, e poi agli ottoni, tromba, corno, tutta la famiglia dei filicorni, per poi avvicinarmi al contrabbasso, al violoncello e agli strumenti a corda. Alcuni li abbiamo visti nello studio, che sono l'Eru, il kemençe, la lira, il gusla, tanti strumenti etnici che trovo straordinari, e trovo ancora più straordinario la possibilità di poterli combinare, perché sono così lontani, no? Uno strumento indiano con uno strumento greco-turco, e invece questa è una metafora invece di quello della potenza della musica, cioè non ha limiti intellettuali, di confine, c'è proprio questa, come dire, matrice comune in tutti gli strumenti. È proprio l'essenza della musica, se poi ci pensi. Noi siamo l'esperanto, quello vero, il linguaggio musicale, sì. Quello. E siccome poi vorrei parlare di Picciridda, in questo secondo contributo, insomma, ci introduce al mondo di Picciridda, al mondo musicale di Picciridda. Ecco, un altro strumento particolarissimo è questo ibrido. È uno strumento che assemblai tanti anni fa, ed è fatto con un tubo che corrispondono con 6 fori che corrispondono più o meno alla posizione delle mie dita, un becco di un vecchio melody sax, che era una sorta di sax tenore in do che si usava negli anni 10, anni 20, e un corno per amplificare soprattutto le note basse. Anche questo è stato utilizzato nella colonna sonora di Picciridda in una scena particolarissima, e ti faccio sentire. Grazie Pericle, grazie Pericle, grazie. Sono rimasto per la seconda volta incantato. Presente o come si dice in Sicilia, dalle mie parti, visto che parliamo di Picciridda,
e di Catenafrello, che tra l'altro sorella di Rosario e di Beppe, e io sono dello stesso posto, loro, sono anche cresciuto. Guarda, facciamo promozione al libro di Catenafrello, e sono rimasto, come si dice tipicamente al sud, amminchioluto, proprio veramente senza parole. Peraltro io quel libro l'ho preso alla sua presentazione che fece qui a Roma all'Isola del Cinema. Lei è un personaggio, un'intrattenitrice proprio... È proprio nel DNA della famiglia, proprio sì, non deve essere quello. Sono tutti così, sono tutti così. Allora Pericle, dai, adesso parliamo di questo Globo d'Oro che hai vinto, di questa colonna sonora. Io ti introduco con le tue parole che trovo sulla nota di copertina No, più qua, attenzione, più qua, perfetto, eccolo così. Qui, eccolo oh, qui. E io non ce l'ho, niente, io... la prossima volta... Parliamo dell'esperienza di Picciridda di Pericle Odierna. Leggo. Ho scritto pensando sia alla grande orchestra che per soli strumenti come la viola, il cleofano, lo shoestrings, affidando le parti soliste al violino, al violoncello e al clarinetto turco. Per i titoli di coda ho scelto di scrivere una canzone con testo siciliano scritto da Pino Ingrosso e che è affidato la canzone alla splendida voce di Loredana Marino, che nel film interpreta il ruolo di zia Franca. Ecco, fuori scena ti avevo fatto dei complimenti su questa colonna sonora che io trovo matura, ma veramente matura, una colonna sonora di un compositore maturo che però ha metabolizzato tutte come posso dire, quelle che è il suo linguaggio, fatto sia di scrittura orchestrale, ma anche di questo amore che esce fuori da tutte le parti della musica dell'area mediterranea nel senso più largo del termine. Quindi c'è tutto quanto. Normalmente queste cose non è semplice mixarle, metterle insieme con un filo rosso. Invece Pericle ci è riuscito non alla grande, alla grandissima. E sin dalla prima traccia, io le voglio dire tutte. Dopo Massimo che ci siamo fatti una mangiata ultimamente di discorsi circa la musica tematica sì, la musica tematica no, il proliferare del sound design e quindi la musicalità. Beh, c'è la traccia numero 1 che è un tema, parte un tema dall'inizio e finisce alla fine, praticamente è un tema lungo, quanti minuti, non lo so, 2 minuti e 01, è l'apoteosi del tema praticamente, ma in realtà Pericle poi sa fare tanto altro, sa improvvisare, quindi io riconosco tutto questo dentro questo disco. Io ti dico che questo Globo non è che te lo sei meritato, di più. Detto questo, parlaci adesso te di come è nato questo lavoro. Si è capito che mi è piaciuto? Sì, infatti Pericle è rimasto frizzato e credo che sia talmente commosso che Pericle fai una cosa, distrailo col globo, fallo ripassare di nuovo. Sì, così. Questo è il mio globo invece, quello aspetta, che mi io dice... faccio passare tipo se sto giocando a carte, c'ho il poker di Pericle. Ok. Grazie, mi emoziona, guarda, veramente sentire, perché io ovviamente quando scrivo non penso ovviamente ai premi, non penso a questo, certo. però sono molto, molto attratto e curioso nel sentire cosa si riceve, no? Nel bene e nel male. Anzi, spesso sono più le cose negative che mi attraggono di più. Però, come me le hai dette tu, io che devo fare? Le amo, le parole di Marco, adesso me le trascrivo da qualche parte. Grazie Marco, grazie. Ma comunque al di là delle mie parole e via dicendo, che ripeto, vengono dalla tua musica, quindi non... Ma mi sembra che ci sei proprio entrato col cuore, con l'anima, proprio... non sembra solo un lavoro di un musicista, sembra qualcosa di più. Sì, quella è stata la condizione sine qua non. Entrare in punta di piedi con un grande rispetto per la musica, per la storia, perché sapevo da quello che sentivo, no? Che era stato girato con grande passione e grande amore da tutti gli attori, da Lucia Sardo alla Marta Castiglia, la piccola Marta Castiglia, Loredano Marino, che hai Ileana Rigano, che purtroppo è scomparsa qualche mese fa. Erano sul set innamorati del film, quindi questo grande amore io lo percepivo, per cui sì, la condizione è proprio stata ci entro con amore, poi ci metto le mie conoscenze, io
Sì, è vero che sono nato in Inghilterra e quindi vengo dalle bande di cornamuse, però poi ho vissuto per 20 anni a Sarno, in provincia di Salerno, e mi sono nutrito di musica popolare, di quella non colta, la musica dei contadini, no? Dalle tamurriate alle fronne. Ho studiato e suonato tanta musica popolare, ho fatto tanta banda. La banda è un'altra cosa meravigliosa, no? Da bambino. Quindi, diciamo, approcciarmi ad una colonna sonora di stampo, no, etnico non è giusto, forse è un termine improprio, ma aperto, così aperto, probabilmente è stato facile, ma semplicemente per quello che ti dico, per l'approccio così spontaneo e non calcolato. Il film parte da Favignana, poi si sposta in Francia perché c'è questa migrazione di questa famiglia, tutte le costrizioni, i problemi del caso. Si percepisce l'ambiente naturalistico di Favignana, cioè proprio le rocce, gli scogli, la ruralità selvaggia, tipica della mia terra, delle isole poi tra l'altro. E questa cosa viene fuori molto, cioè è vero che è musica mediterranea, ma in realtà non lo è musica siciliana in questo caso, proprio perché trasuda di quella terra lì con tutte le sue contraddizioni e le sue bellezze, e l'ho percepita subito anche quando hai fatto quella piccola performance di cui abbiamo goduto, siamo rimasti incantati poco fa. Viene fuori tutto quello, che non è facile tra l'altro, perché poi cadere anche nei cliché, perché molti hanno abusato della musica etnica mediterranea popolare, ecco. Sì, è così, Massimo. Ma sai, io probabilmente credo il problema, il cortocircuito è forse nella cattiva interpretazione che facciamo della parola confine. Confine nell'immaginario è considerato un luogo di separazione, no? Invece nella sua etimologia è bellissimo perché viene da confinis, finalità comune, quindi è un luogo di incontro il confine, non è un luogo di divisione. E entrare nel confine siciliano, per me è stato incontrare, non cercare un luogo chiuso, un confine, ma confrontarmi con questa finalità quindi della Sicilia, del suono che ha la stessa lingua siciliana, no? Quindi forse è stato quello. Ma guarda, io però una cosa lo posso dire, per molto tempo tra i musicisti parlare di Mediterraneo era diventato un po' scontato, sto Mediterraneo, questo Mediterraneo. In realtà, ragazzi, la Sicilia sta al centro del Mediterraneo. Tutte le civiltà che si sono affacciate del Mediterraneo dialogano da anni e anni e anni e da secoli, e dialogano anche musicalmente. Cioè, io qui ho una persona che colleziona e suona strumenti meravigliosi turchi, per dire, ma che secondo me si adattano benissimo a una storia sicula. Anzi, se li utilizzi eviti di entrare nella cartolina, appunto, infatti nei soliti cliché che ben conosciamo, e questa colonna sonora di cartolina non c'ha niente, ma proprio zero, ed è anche difficile, immagino, quello, cioè nel senso stare attenti esteticamente e non andare a finire sulla cartolina, perché le immagini magari ti ci portano anche, perché proprio, cioè, la Sicilia proprio quella selvaggia, io ho visto, almeno da quanto ho visto. Esistono due livelli quando si parla probabilmente di popolare, così di etnico, no? Sì. L'aspetto folcloristico, e poi invece c'è quello che anticamente chiamavano antiquitates populares, cioè le antichità popolari, che non è folklore. Allora si può anche non fare folklore nel rispetto delle antichità popolari, e allora probabilmente non si cade in cliché o in stereotipi, no? Sì. Poi il problema è che il cliché, gli stereotipi li creano gli stessi o produttori, anche gli stessi musicisti, quando non sanno dove andare a sbattere. Pericle, allora io ringraziandoti per tutto, soprattutto per i contributi, perché ripeto, ascoltare la musica, poi hai voglia a dire, è un'altra cosa che parlarne, e per noi è un problema, perché questo programma non può far sentire musica, perché sennò ce la mutano, quando va su YouTube ce la mutano. Questa qui è una cosa che bellissima, sarebbe no, è bellissima, è l'assurdità della bellezza, è veramente l'assurdità. Infatti io spero di poter far sentire anche sotto almeno qualche
traccia di Picciridda, voglio dire. Senti, allora, due ultime domande. La penultima è progetti futuri? Avevo in programmazione prima del lockdown un mio Pinocchio per voce recitante e orchestra che sto portando in giro, però con le fanfare dei Carabinieri, le 5 fanfare che abbiamo in Italia, da Milano a Palermo, che è un connubio pazzesco, perché vedere i Carabinieri in alto uniforme che suonano Pinocchio mi riporta indietro a uno dei miei grandi amori, che penso condiviso da molti, che è il famoso Pinocchio, no, di Fiorenzo Carpi. Fiorenzo Carpi. E quindi riprenderemo, adesso abbiamo una data finalmente confermata, che è quella del 20 novembre al Teatro Dal Verme, per la serata di apertura, la serata di gala del Dal Verme a Milano, che coincide anche con la giornata per i diritti dell'infanzia. E saremo lì a Milano con Pinocchio e la fanfara dei Carabinieri di Milano e la Civica di Milano, che suoneranno insieme, quindi un organico di 70-80 elementi. Io ho sentito anche parlare di serie televisive su Rai 5, se non vado errato. Sì, ci sono delle serie. Io collaboro da un po' di tempo con Gualtiero Peirse, e con lui ho fatto per Rai 5 Italia Poeti Navigatori, e adesso stiamo lavorando su una nuova serie molto molto carina che andrà in onda a settembre. E l'ultima domanda che ti faccio è, mi dici una canzone originale, quindi una movie song che deriva da un film, non necessariamente tu ovviamente, che ti è rimasta particolarmente nel cuore? Prima abbiamo citato Carpi, no? Ce n'è una che faceva così: come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno, eccetera. E che è bellissima, è cantata da Manfredi, no? E ti ricordi il titolo? Sono i titoli di coda del Pinocchio di Comencini. Fiorenzo Carpi. Genio. Poesia. Sì. Senti, ok, grazie Pericle, grazie. Io ti auguro il meglio del meglio per il proseguo della tua carriera, voglio dire, spero che questo globo ti apra quante più porte possibili. Grazie anche Massimo, speriamo di averti fatto capire che vuol dire lo strumentismo oltre che la composizione, ovviamente. Grazie. Ciao, grazie Massimo. Ciao. Ciao.